Il giorno della verità si avvicina e ormai dietro la porta. Domani e dopodomani le operazioni di voto, poi dalle 15 di lunedì lo scrutinio. Quindi la sentenza, subito definitiva nei comuni dove vige il sistema maggioritario, interlocutoria seppur indicativa invece nei comuni dove vige il sistema proporzionale, salvo che uno dei candidati a sindaco non ottenga già in prima battuta il 50% più una delle preferenze. Nell'Agrigentino due le realtà che potrebbero andare eventualmente al ballottaggio, la città delle terme e la città dei templi. Ad Agrigento in 5 si contenderanno lo scranno più alto di Palazzo dei Giganti. L'uscente Marco Zambuto, sostenuto da 60 candidati al Consiglio Comunale, distribuiti in due liste, Patto per il Territorio e UDC. Toto Pennica, appoggiato da 120 aspiranti ad occupare le poltrone di Aula Sollano, inseriti in 4 liste, PDL, Grande Sud, Cantiere Popolare ed Epolis. Mariella Lobello, sorretta da 145 candidati, in corsa per far parte dell'assise cittadina, che compongono 5 liste, PD, FLI, MPA, API e Agrigento protagonista. Giampiero Carta, spinto da 30 candidati presenti nella sola lista Agrigento Bene Comune, che abbraccia uomini e donne di Italia dei Valori, SEL e Federazione della Sinistra. E infine Giuseppe Arnone, orfano di liste, per la verità alle spalle ne ha una composta da 21, ma l'ha messa in campo solo perché imposto dalla legge. Gli agrigentini saranno chiamati a votare dalle 7 alle 22 di domani e dalle 8 alle 15 di lunedì, 55 le sezioni impegnate. 5 anni fa i votanti furono 38.703, pari al 76,29%, e rispetto al 2007 ci sono due novità importanti. Il voto disgiunto è più accentuato, nel senso che la scelta del candidato sindaco dovrà essere espressa chiaramente. Non c'è più, per intenderci, l'effetto trascinamento tra il candidato consigliere e il candidato sindaco a lui collegato. L'altro aspetto significativo riguarda la necessità per le liste di superare la soglia del 5% per poter trovare posto in consiglio comunale. Attenzione poi al premio di maggioranza, che se si verificano alcune condizioni va riservato alle liste collegate al sindaco, che si assicura così la maggioranza in aula. Gli altri comuni dell'Agrigentino chiamati alle urne in queste amministrative sono Aragona, Bivona, Campobello di Licata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Raffadali, Santa Margherita Velice e Villafranca Sicula.